Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Nino Lo Bue di San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento e Gemini Camporeale, giornata numero 8 del girone A di promozione siciliana. Squadra in campo con il Gemini in maglia bianco-rossa, 3-5-2 per Piero Alberto Ancona con De Miere in porta, in difesa Antona, Messineo e Miceli, a centrocampo Becca, Muratore, Mangiapane, Colley e Licata, in attacco Stassi e Marrone. A disposizione in panchina per la porta, poi Ovusu, Scrudato, Cocconi, Seider, Corbino, Martellaro, Muni e Lio. Risponde il Camporeale di Giuseppe Guida, 4-3-3 con Gallina in porta, in difesa Pagnotta, Celestra, Cinquemani e Palazzola, a centrocampo Granatello di Trapani e Pizzolato, in attacco Corso, Budera e Marino. A disposizione in panchina Loduca per la porta, poi Marsala, Longo, Locascio, Marrocco, Cinquemani, Benzala, Russo e Mazzola. L'arbitro della partita è Giovanni Davola della sezione di Caltanissetta, assistito da Antonio Lalomia e Federica Gerratana, entrambi della sezione di Enna. Ha piovuto oggi a San Giovanni Gemini, infatti il terreno di gioco non è nelle sue migliori condizioni. Una partita di promozione quasi nel senso letterale, tanto fango, ci si sporcherà tantissimo per 90 minuti e oltre, con il Gemini che ha i favori del pronostico e che oggi sfida il Camporeale, matricola per questo torneo nella scorsa stagione il salto di categoria dopo aver vinto i playoff regionali in prima. Tutti comodi, iniziata Gemini Camporeale, quindi primo insieme all'Aragona, 17 punti per entrambe le squadre. Camporeale più giù, sopra la zona playout con 5 punti. Anche il Camporeale è abituato a giocare sulla terra battuta, anche se il proprio stadio non è ancora omologato alla promozione. Infatti c'è stato un continuo girare tra Castellammare del Golfo, Alcamo, ancora si aspettano le ultime pratiche. Gemini che oggi vede Mangiapane a fare da play di centrocampo, infatti c'è un po' di turnover per Ancona che fa riposare proprio Ovusu, Seiter in difesa, infatti gioca Miceli. Per quanto riguarda il ruolo di braccetto a sinistra, assente soltanto Vincenzo Reina per infortunio. Da davanti invece nel Camporeale c'è un espertissimo per la categoria come Gabriele Butera. Pallone profondo verso Marrone, proprio quella parte di campo è la più pericolosa anche dal punto di vista della propria salute fisica, se vogliamo dire così. C'è stata pioggia stamattina, un po' in tutta la Sicilia, nella provincia di Agrigento, poi il meteo si è un po' calmato e altra acqua è andata giù proprio durante il riscaldamento. Quella parte di campo attaccata poco fa da Marrone è stata la più penalizzata. In generale la metà campo del Camporeale è quella attualmente messa peggio. Il recupero di
Colley oggi fa la mezzala, per esempio lui, con Luigi Licata in fascia a destra, a sinistra c'è Vecca. Fallo su Capitan Messineo. C'è calcio di punizione per il Gemini. Reale che vede nel suo tridente oltre a Butera a punta, corso a sinistra, Granatello a destra, con Marino a centrocampo a fare l'interno di destra. Gianni Corso, altro esperto per la categoria. Messineo la recupera proprio Corso, c'è però Mangiapane, Antona di prima, ci saranno tantissime interruzioni del flusso del pallone per via del fango. Gemini che è reduce in campionato dall'1-0 a Salemi, anche se in settimana ha trionfato nei 16esimi d'andata della Coppa di categoria qui al Nino Lobue contro il Sala di Falco, vittoria per 5-2. Camporeale invece che reduce dallo 0-0 in casa ad Alcamo contro lo Sport Palermo. Il debutto per Giuseppe Guida in panchina. Dopo i saluti con Alessandro Terranova, che ha guidato la squadra nella primissima parte di stagione, in estate c'era la conferma per Vito Alesi. Poi addio imminente senza neppur debuttare in panchina in questa stagione. Con il Camporeale, Muratore, cross in mezzo di testa, allontana il Camporeale, Colley schiaccia, occhio a Stassi, dentro l'area, Stassi prova la conclusione, no, buonissima posizione, nulla da fare, ancora il Gemini, Marrone, Stassi, si gira, altro tiro ribattuto, ci pensa Capitan Palazzolo. Si continua a giocare con Licata, prova il traversone, ancora Palazzolo al contrasto, Licata non ce la fa a mettere questo pallone in mezzo perché c'è il fango. Il rinvio di Gallina, il Camporeale è quasi arrivato in aria. Corso sfida Messineo e Mangiapane, il cross di Corso, Messineo in calcio d'angolo.
In area ultimi check. L'arbitro parla, sono i protagonisti in area. Si può andare alla battuta direttamente per strada. Cinque mani direttamente fuori. Di Muratore in fascia, c'è Marrone. Muratore, il tiro di prima, incrocia Gianluca Muratore a un passo dall'1-0. Gallina va a prendere Licata di testa, c'è corso, altro colpo stavolta di Antona. Marrone si scontra con Pizzolato, la riprende il Gemini a centrocampo. Miceli e allora sale, palla al piede, si fa vedere Colley, pallone per lui, Colley vuole il passaggio in mezzo, Marrone, Gallina in angolo. Tutto apparecchiato anche senza volerlo, occasione per Mirko Marrone. Intanto c'è un discorso a centrocampo con Gianni Corso e Muratore. Demiere a fare da paciere. Si va con l'opportunità dalla bandierina. Altro dialogo in corso, protagonista Messineo. Come al solito potremmo aggiungere nel Gemini c'è anche un certo nervosismo. Messineo cerca di spiegarsi, l'arbitro è lì, dà sempre un'occhiata, aspetta anche che Antona si allacci lo scarpino.
confronta anche con l'arbitro. Assieme ci sono anche gli esponenti di esperienza del Camporeale, anche corso a dare una mano, tutti sul primo palo. Parte la traiettoria in mezzo, allontana di testa Elia Marino, poi tutto si va a perdere fuori. Abbastanza piena la tribuna coperta del Nino Lobue insieme al gruppo organizzato. Poco praticamente assente nei mercoledì di Coppa, nei turni infrasettimanali. La domenica invece c'è. Palazzolo leva via, c'è Mangiapane, davanti si mette Elia Marino, allora il pallone è di Pizzolato, l'ex Castellammare, lancio in profondità, ma c'è soltanto Antona, adesso Palazzolo con la punta, Butera e da tutt'altra parte, tanto c'è l'arcobaleno sul cielo di San Giovanni Gemini, forse non lo vedete però assicuriamo che c'è. Antona cerca dello spazio, il lancio lungo con il colpo di testa di Pagnotta a levar via Miceli. Veca si fa vedere Miceli, cross di Veca in mezzo, Stassi davanti la porta, l'ha messa fuori. Occasione incredibile per il Gemini con Giorgio Stassi che da 0 metri non è riuscito a battere Gallina, tant'è che il pallone poi ha toccato la rete, ma dall'esterno ha dato un po' l'illusione del gol. Allora rilancio dal fondo per Giovanni Gallina, il portiere del Camporeale, che nella sua ultima esperienza in promozione con la maglia dell'Incarenze di Carini ha giocato anche da attaccante. Squadra molto in difficoltà, quell'Incarenze, stagione 23-24 terminata con la retrocessione e poi la sparizione dal panorama calcistico siciliano per quanto riguarda la prima squadra. Mangiapane la regala a Granatello. Pizzolato, c'è Miceli, la va a proteggere anche Di Trapani. È rimessa laterale. Messineo, Antona, Stassi un po' più indietro e allora gira tutto dalle parti di Veca, si fa vedere Colley in aria, lascia tutto verso Marrone, spazza via Michele Cinquemani. Il cross in mezzo, troppo fuori per trovare Luigi Licata.
Ovviamente non è l'unica gara del programma di questa ottava giornata con Margheritese Aspra, l'unica partita iniziata alle ore 14:30, poi FC Alcamo Terrasini Mundi, Aragona Salemi, Città di Casteldaccia Mazzara, Fulgatore Atletico Partinico, Sport Palermo, Oratorio Marineo e Valderice Casteltermini. Occhio alle Gemini in difficoltà, esce Deviere, riesce a servire verso Licata. Stassi sbaglia destinatario, poi cerca di recuperare assieme a Mangiapane che si fa male, scontro tra compagni, ha avuto la peggio il vice capitano del Gemini, sale Becca, pallone per Stassi, si accentra, vuole trovare il punto migliore da cui calciare, pallone alto, anche questo fuori lo stadio. Stassi, colpo di testa di dietro, non ci arriva Corso, subisce però fallo. L'attaccante è arrivato, estate dalla Renzo Piccolo Terrasini. Stanno chiamato a trascinare il Camporeale verso la salvezza. Camporeale che è tornato in promozione. Dopo più di 20 anni, qui il tiro di Palazzolo, Demiere! E poi salva su Corso, che era andato ad attaccare l'area piccola. Si è fatto pure male Demiere perché è volato in una maniera strana. Ha respinto questo lancio lungo che alla fine è diventato un tiro di Palazzolo. Poi per rituffarsi, data la presenza di Corso davanti alla porta, si è fatto male. Laterale con il Gemini che guadagna metri, affidando tutto a Miceli. Antona verso Licata, Mangiapane, Miceli, Becca, scambiano i due, con Becca finisce a terra, sulla terra.
Mangiapane. Recupero regolare di Trapani. E allora corso anche l'inserimento di Budera, Messinero. Mangiapane, play molto basso. Muratore si muove bene nei confronti di Granatello, poi Antona finisce sul fango. Il fallo di Granatello, calcio di punizione. Licata affronta Granatello, pallone per Muratore, si va ad accentrare sempre di più, pallone per Marrone, attraversa tutta l'area. Cerca il gol il Gemini, crescono le occasioni verso la porta di Giovanni Gallina. Butera verso Pizzolato. Tolley di testa, anche Marrone, si va dietro, Demiere, Marrone, spazio dall'altro lato, allora Miceli, il pallone di Veca, sbatte su Pagnotta, ancora Miceli verso Colley, pressione di Marino, arriva in su supporto Veca, passaggio per Stassi, si deve girare e allora serve Marrone, Marrone allarga, c'è Licata solo, se la mette sul mancino, calcia da sotterra, su Gallina, tiro debole. Corsa in area, Pizzolato, Murato, Demiere la prende.
Muratore ancora giù delicata, Marrone, Muratore più spazio adesso, Sale Micheli, Veca vorrebbe scattare, supera comunque Pagnotta, cross in mezzo, dall'altro lato Licata, traversone, non c'è nessuno, Camporeale rischia e dall'angolo con Celestra. Parte una traiettoria in mezzo, Stassi di testa, fuori. Granatello, Butera dietro, allora il passaggio di Trapani, ancora di Trapani e falloso su Marrone. Intanto ci sono movimenti a bordo campo con due giocatori del Camporeale che si scaldano. È alzato Marrocco dalla panchina, scivolata di Granatello rischiosissima, soprattutto con le condizioni del terreno di gioco che possono aggravare potenziali interventi pericolosi. Butera, c'è corso in mezzo, Butera mette dentro Demiere. Colley attaccato da Butera, poi i due parlano. Lancio lungo, esce Gallina, Mangiapane, Marrone in mezzo a due, non può andare avanti, allora Mangiapane, la scudella a sinistra, Veca contro Pagnotta, rientra Veca, cross ribattuto, ancora Veca insiste, stavolta sì che va dentro, Licata, Gallina che poi la butta fuori perché c'è Stassi a terra. Resta ancora a terra Giorgio Stassi, è arrivato a 6 gol in campionato scorsa settimana. Cresce l'apprensione.
zoppica Stassi, da valutare le sue condizioni nell'immediato. È accompagnato fuori, allora si toglie la giacca. Andrea Mormino pronto ad entrare al suo posto. Costretto al cambio il Gemini, con l'uscita per infortunio di Stassi, al suo posto Mormino. Si è confrontato intanto il difesa, il Camporeale. Si partirà da una rimessa dal fondo per Gallina. Gli applausi che sentite sono per Stassi. Adesso in campo c'è Mormino, proprio adesso. Beca la butta fuori, se la porta sul fondo. Arrabbiatissimo Giorgio Stassi. Grave questo infortunio, soprattutto nel corso dei prossimi giorni, ma anche nelle prossime ore. Antona mangia pane, evita il proprio avversario, serve in fascia dove c'è Licata. Granatello lotta assieme a Mangiapane. Granatello vince tutti i contrasti possibili, corso, Butera sulla spalla, più veloce c'è Miceli, Mormino di testa, non c'è nessuno, allora Michele Cinquemani, Muratore, Colley, un po' trattenuto, poi decide di tirare sopra la traversa. Antonio verso Veca, passaggio centrale verso Marrone, non ci sono molto capiti qui i compagni della maglia biancorossa. Licata, il recupero di Palazzolo a mettere sul fondo, serve però un pallone.
Antona, Muratore se la cava, poi il recupero di Trapani in maniera regolare, lanciato corso, Miceli ci mette il tacco, Colley, Decca verso Marrone, fermato da Celestra, si inserisce Colley, questa pressione con 3 uomini, Antona, Licata, Mangiapane, Colley, sfida Pagnotta, Colley, passaggio per Morvino, sta per scivolare, Mangiapane, troppo forte il servizio alla ricerca di Muratore. Lancio lungo di Palazzolo, non c'è nessuno però del campo reale. Allora Miceli, Colley, un dominio da parte del Gemini, manca soltanto il gol del vantaggio, sfiorato da Stassi, poi uscito per infortunio. Tegola pesante per Pieralberto Ancona. Pagnotta scatta, Colley si mette davanti a lui, poi ci pensa Miceli a recuperare. Marrone filtrante verso Mormino, può correre, deve aspettare per i compagni in area, ancora Mormino, è sempre lì, costretto a fermarsi, va in fondo, altra fermata da parte sua, recupero di Trapani che deve uscire però da quella zona, chiuso dallo stesso Mormino, si inserisce Muratore, cade di Trapani, fallo su di lui. Fermato da Pizzolato, Butera si fa vedere ancora Pizzolato, Muratore prima di tutti verso la fine di questo primo tempo, sempre 0-0, attacco di Trapani, la alza anche Michele Cinquemani, la prende però Colley, Teca di Trapani, spara la porta, ora pallone dietro per Marino, recupero di Marrone, gioca molto a centrocampo, occhio allo spazio per Licata, Muratore non l'ha servito in tempo, Mormino lascia Marrone, Licata, cross in mezzo, troppo largo per Mormino, la riprende Antona, vede la porta, Marino con la schiena, ora Muratore sempre per il Gemini, per una nuova azione, Muratore, lancio morbido, Licata, fino del fuorigioco, Marrone, fortunato nel rimpallo, c'è la chiusura in calcio d'angolo. Di Michele Cinquemani. Calcio d'angolo
all'altezza del dischetto, pallone sul primo palo, levato via di testa, Muratore da fuori non può calciare, adesso magari sì, infatti scarica il mancino che però sbatte su Celestra. Messineo cade su un fallo di Pagnotta, soltanto rimesso dal fondo, tempo di recupero in corso. Arbitro che ha guardato il cronometro, lascerà giocare. Finisce a terra, fallo di Colley, punizione per il Camporeale. Poi facciamo tutti insieme, le mani Alessio, le mani! Noi vogliamo questa vittoria! Indicazioni di Giuseppe Guida ai suoi. Anche il Camporeale veste bianco-rosso oggi in tenuta blu scura, maglia da trasferta. Subisce fallo Mangiapane. Parte Messineo, pallone in mezzo verso Mangiapane e Miceli, sono andati loro due a staccare di testa, finisce anche il primo tempo 0-0 tra Gemini e Camporeale, manca soltanto il gol sulla squadra di Pieralberto Ancona, dato il dominio in campo e nelle occasioni. Ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende un gol a meno di 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma, non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata. Però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos,
successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia irripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Licata era stata ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Licata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanea nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare e naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzi. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se
quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque, lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua, perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' un bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano. L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che è stata buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato, e poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni.
Secondo tempo di Gemini Camporeale, ottava giornata del girone A di promozione siciliana. Si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti sul fango del Nino Lobue di San Giovanni Gemini. Le piogge di stamattina. Nessun cambio all'intervallo, ce n'è stato uno però pesante nel corso del primo tempo, lato Gemini, con l'uscita per infortunio di Stassi. Al suo posto è entrato Morvino. Qui subisce fallo l'altro attaccante del Gemini marrone, punizione per i biancorossi. Allora facciamo un recap dei uomini in campo con il Gemini e il suo 3-5-2, Demiere in porta, Antona Messineo e Miceli in difesa, centrocampo Licata, Muratore e Mangiapane, Colley e Becca centrocampo, Stassi prima, adesso Morvino assieme a Marrone in attacco. Qui si gira Colley, calcia fuori, in panchina a disposizione ci sono Saglimbeni per la porta, poi Ovuso, Scrudato, Forconi, Seiter, Mortillaro, Muni e Lio. Camporeale ha risposto con il 4-3-3 di Giuseppe Guida, Gallina in porta, in difesa Pagnotta, Celestra, Michelangelo Cinquemani e Palazzolo. A centrocampo Marino di Trapani e Pizzolato, in attacco Granatello, Butera e Corso. A disposizione in panchina Loduca per la porta, poi Marsala, Longo, Locascio, Marrocco, Rosario Cinquemani, Benzalà, Russo e Mazzola. L'arbitro della partita è Giovanni Davola di Caltanissetta, assistito da Antonio Lalomia e Federica Giarratana, entrambi della sezione di Enna. È uscito un po' di sole nel corso del primo tempo e anche all'intervallo. Prima c'è stato anche l'arcobaleno, adesso il cielo è decisamente più azzurro. Molto grigio nel corso dei primi 45, più recupero. Calcio d'angolo per il Camporeale, che ha subito tante occasioni da parte del Gemini. Una ghiottissima l'ha avuta proprio Stassi davanti alla porta, di testa l'ha messa a lato di Gallina. Il calcio d'angolo battuto da Di Trapani nel cuore dell'area, il pallone viene allontanato, il tiro provato da Palazzolo viene subito respinto. Camporeale è pericoloso in un'occasione, proprio Palazzolo ha effettuato un tiro dalla lunghissima distanza. Demiere, seppur facendosi male, ha allontanato il pallone anche a Corso, che aspettava tutto nel cuore dell'area piccola. Dopodiché soltanto Gemini in campo. Il rinvio di Gallina finisce all'altro portiere, Mirko Demiere. Morvino allarga, pallone su Marrone, arriva con qualche pizzico di fortuna. Morvino respinge Gallina, la prima occasione del secondo tempo e dell'ex Cus. Becca ha spazio, la vuole piazzare, c'è Colle in area, occhio al mancino, raso a terra, in porta. Gol di Muratore, sblocca la partita, sblocca il risultato a favore del Gemini, che va sull'1-0.
sono dei cambi con l'uscita dal campo di Butera. L'ingresso di Russo. Esce anche Pagnotta. Al suo posto Marrocco. Occhio al Camporeale che ha spazio, avanza, corsa, c'è posizione di fuorigioco. Marrone di testa, Colley avanza, Colley potrebbe anche tirare invece il suo, è un traversone, pallone dall'altro lato, Licata schiaccia, Gallina. Altra occasione per il Gemini, che sta veramente dilagando. Proprio lui dalla bandierina, pallone in mezzo di testa, ci ha provato Messineo, altra deviazione però, altro angolo. Ancora Licata, altra traiettoria, Mangiapane fuori. Solo non aggancia, rimessa Gemini. Riceve Mangiapane. Colley. Ecco Miceli. Scebeca largo, servito. Da ferma, effettua il cross, ribattuto. Laterale con Marrone che finisce a terra, tutto regolare, Mangiapane di testa, la prende Mormino, Granatello, adesso Mangiapane, Licata, evita Granatello, pallone verso Muratore, alzata morbida, Palazzola lontana di testa, il tiro di Marrone. Quattro chance dopo il gol di Muratore che ha sbloccato la partita. Non c'è nulla su Mangiapane per l'arbitro. Colley. Si va ancora avanti. Poi la rimessa laterale per il Camporeale. Aragona per Aragona Salemi, Aragona che condivide il primo posto in classifica assieme ai biancorossi, 17 punti prima di questo weekend per entrambe le squadre. Area vuole mettere in mezzo, l'effetto del cross, allontana in tempo squadra di guida, ancora Muratore.
cross delicata, troppo alto per Mormino. Marrone fermato all'ultimo da Marino e invece Veca calcia lui per il 2-0. Gemini ha raddoppiato Veca. Esterno dal vizio del gol, cambio nel campo reale, esce Marino, entra Longo. Terza mossa di Giuseppe Guida. Ancora nessun cambio invece per il Gemini nel secondo tempo. Gemini che questa ripresa ha trovato i gol che sono mancati nel primo tempo. Li ha trovati soprattutto nonostante l'assenza di Stas dal campo, che non si sta stancando la squadra di casa. Qui però viene fermato Marrone. Miceli, Coley, Mangiapane. Da quelle parti dove c'è Miceli, passaggio c'è per Marrone, che hanno la difesa avversaria. Ancora Marrone, costretto a ricominciare. Miceli verso il centro, non per Mangiapane, che ha visto scorrere tutto. Icata, l'attacco da dietro di Longo, tacco di Mormino, giocata di prima del Gemini, pallone che arriva a Marrone, fermato in angolo. All'angolo, tutti in area, valicata in mezzo di testa, il gol del Gemini ha segnato Mangiapane. Del Gemini, in gol anche Mangiapane sulla traiettoria, si era involato anche Antona. Qualche dubbio sul marcatore, o meglio al colpitore di testa in quel momento, poi l'esultanza di Mangiapane ha risolto tutto. Occhio a corso, Temiere.
Marrone perde il recupero del campo reale, la mantiene in campo invece Corso. Giocata di Miceli, Colley su da Antona, Licata evita Palazzolo, ancora Licata, lascia dietro Muratore, apertura da Vecca, Miceli tenta di movimento, il tiro di Miceli, Gallina respinge, Mormino segna il 4-0 ma in fuorigioco. A ripetere, compatti, raga, dai, che se ne vai! Licata, grande gestione del pallone, velo di Mormino, Marrone allarga, vuole scambiare con Mormino, riprende però nel campo reale con Celestra, qui rinvia Pizzolato, c'è Messineo. Colley verso Marrone, esce Gallina a vuoto, ma Marrone si ritrova a spalla alla porta. Leva via Russo. Mangiapane filtrante, molto interessante per Licata. Cambio nel campo reale, esce Palazzolo, entra Benzalà. Adesso la fascia, il capitano l'ha presa di Trapani, fallo di Mangiapane. C'è anche cambio nel Gemini con l'uscita di Muratore e l'ingresso in campo di Forconi. Fuori l'autore del primo dei 3 gol, entra anche Lio, esce Vecca che invece ha segnato il secondo, esce tra gli applausi Simone Vecca. Allora, poi io ho preso un bacione ultra senza tamburo sulle mani. Punizione per il campo reale. Va di Trapani, libera l'area Antona.
altra punizione per il Camporeale. Va a battere Di Trapani, pallone in mezzo, interessante, con Celestra che si era inserito. Dio Miceli, la cancia di Colley, il recupero di Russo, ancora Miceli adesso per Mangiapane, Forconi gioca da quelle parti il Gemini con Gentino che stava per perdere l'equilibrio, c'è il fallo segnato dal guardalinee. Sbaglia il controllo Marrocco, allora Lio può salire, può mandare avanti Mormino, c'è Marrone disponibile, riceve adesso Marrone, deviazione, no, rimessa dal fondo. Russo in pressing Colley, pallone largo, la battaglia che continua, punizione per il Camporeale, batte Pizzolato. Pizzolato in mezzo, risponde Antona Di Trapani verso Pizzolato, ancora Di Trapani, cross dentro, colpo di testa provato da Marrocco, nuova possibilità con l'inserimento di Michelangelo Cinquemani, nulla da fare, allora Lio, salgono in 4, Lio, pressing di Trapani, Colley! Il 4-0 di Anzumana Colley, Gemini dilaga.
resta veramente poco da aggiungere a questa partita. Mormino subisce fallo. Cambio del Gemini, esce Marrone. Al suo posto Muni. La punizione di Messina finisce intanto sul fondo. Recupera palla Marrocco, schiacciato da due avversari, ha reclamato un fallo, non c'è stato nulla per l'arbitro. Licata fino in fondo, riesce il cross, il pallone sopra la traversa di Mormino. Gemini che vuole segnare ancora. Anche per essere sopra l'Aragona in classifica dal punto di vista delle reti segnate, delle reti subite. Non è una cosa da sottovalutare. Aragona comunque in vantaggio 2-1 contro il Salemi. Al momento in classifica rimane tutto invariato con Aragona e Gemini entrambi a 20 punti, considerando le partite di questa giornata, i parziali di questa giornata. Nel prossimo fine settimana invece Gemini avrà il big match in casa dell'Oratorio Marineo, invece il Camporeale ospiterà proprio l'Aragona. Forconi
di forza ottiene questo pallone. È stato fischiato fallo. Cambio. Entra Mortillaro, a uscire è Colley. Cambio anche nel campo reale, esce Corso, entra Rosario, 5 mani. Dunque entrambi gli allenatori hanno esaurito le sostituzioni. Donatello riesce ad allargare, prende la punizione. Longo. Parte di Trapani, in mezzo, colpo di testa di Forconi, la prende De Miere. Gemini che non ha mai perso la concentrazione in questa partita, sempre sul pezzo la squadra di Pier Alberto Ancona. 4-0 ormai in cassaforte grazie ai gol di Muratore, Becca, Mangiapane e Colley. Messineo, Lio scatta, poi reclama un colpo in viso da parte di Trapani ed entriamo così negli ultimi 10 minuti. Gemini con il cross in mezzo, nuova
posta, altro pallone allontanato, serie di colpi, Mangiapane l'ultima a toccarla, rimessa per gli ospiti. Demiere aspetta l'arrivo di Benzala, Licata, Miceli, Mangiapane, lancia Forconi, pallone su Gallina. Pizzolato, se la cava. Adesso Granatello. Passaggio di Rosario, 5 mani, poi il fischio dell'arbitro. Di Trapani. Troppo lunga per Longo. Insieme a Muni che ha la peggio nel duello, però Mormino lancia Lio, fermato. Allora Benzala e da solo va a recuperarla Lio. Lancio lungo, va a riprendere Russo di Trapani. Michelangelo 5 mani, Granatello, fallo subito da Longo e punizione battute di Trapani. Rosario 5 mani, calcio da fuori. Sul pensiero per Demiere.
spazio per il campo reale. Lanciato Marrocco. Prima Miceli. Pizzolato, cross in mezzo, Messineo di testa. Ammonito Granatello. Questo fallo su Messineo. Partita che è stata abbastanza corretta, perché questa è la prima munizione del pomeriggio. Mangiapane subisce fallo anche lui. Tutti, le mani, le mani. Noi siamo San Giovannesi. Spinta di Uni su Benzalà, chiede calma l'arbitro, proprio per il 4-0, per una sola munizione che è arrivata qualche minuto fa. Bisogno di alzare i toni proprio adesso. Mangiapane, Borbino, nulla. Borbino l'ha cercato tanto il gol. Miceli, altra traiettoria, la va a riprendere Russo, poi nessuno che arriva sul pallone. Mangiapane regolare, c'è Muni, poi Miceli che allarga su Licata, si continua per il vantaggio. Borbino consegna tutto a Granatello, si va a scontrare con Mortillaro, finta di Granatello. Tanto Licata si chiarisce con Russo sulla fascia sinistra in fase offensiva del Gemini. Lì si va da Miceli. Siamo praticamente al 90esimo, vedremo se ci sarà recupero, magari sì, un minimo. Licata, vedremo anche se ci sarà spazio per il 5-0 del Gemini. Miceli, secondo palo, Mortillaro propone lui, Lio ha provato il gol di Rabona dal centro dell'area. C'è un giallo. Estratto dall'arbitro per Russo. Allora le munizioni salgono a 2. Bisognava aspettare l'arbitro per questa punizione.
Ultimi giri al pallone ed orologio al Nino Lobue di San Giovanni Gemini, sbaglia il cambio di gioco Celestra, non si intende con Granatello. Rimessa Gemini, prossimo weekend Oratorio Marineo Gemini e Camporeale Aragona. Gemini che si confronterà con un campo in erba sintetica. Da confermare invece la gara del campo reale. L'impianto di gioco ospiterà tutto. Ufficiale il 4-0 del Gemini sul campo reale. Partita dominata dall'inizio alla fine, tranne per un brivido, un doppio brivido subito dai biancorossi e soprattutto da Demier in porta. L'hanno decisa Muratore, Deca, Mangiapane e Colley. Dalla Nino Lobue è tutto, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Giracci e alla prossima.